TAV, nome in codice di un'opera strategica per il Veneto perché rivoluziona il trasporto su rotaia col raddoppio dei binari. Spostare i treni ad alta velocità su una linea dedicata e liberare la linea storica che oggi è satura, e quindi poter incrementare il numero di treni a favore del servizio di trasporto pubblico ferroviario, per noi è una cosa straordinaria, soprattutto su una linea da Verona a Venezia che è utilizzatissima. Al via nelle prossime settimane i cantieri nel tratto tra Verona e Vicenza. È il commissario straordinario per le opere TAV, Vincenzo Macello, ad annunciare ai sindaci dei centri interessati dai binari dell'alta velocità l'importante novità. La novità importante è il finanziamento che abbiamo ricevuto sia per l'attraversamento di Vicenza che per la progettazione definitiva della Vicenza-Padova, che ci consentiranno di accelerare anche le tempistiche per la realizzazione di tutto l'attraversamento di Vicenza, dove abbiamo quindi 1 miliardo e 75 milioni di euro di finanziamento, e partire con la definitiva della tratta Vicenza-Padova. 1 miliardo e 50 milioni di euro per realizzare l'attraversamento di Vicenza nel modo meno impattante possibile per la città. Altri 25 milioni di euro sono destinati alla progettazione definitiva del tratto est tra Vicenza e Padova. Ad ovest invece c'è già un progetto e nel 2026 da Verona si arriverà a Vicenza. Adesso si entra in una fase di confronto tra RFI, Regione Veneto e sindaci dei comuni interessati dalla tratta. Ci sono delle aree verdi, le cosiddette aree di mitigazione, che verranno espropriate, verranno appunto realizzati, verranno piantate piante piuttosto che realizzati giardini, e di fatto queste aree verranno affidate ai comuni, e quindi anche gli oneri di manutenzione ricadranno sui bilanci dei comuni, e i comuni sappiamo già come sono messi, sappiamo che sono in difficoltà, quindi loro rilevano questa criticità, che non sono nelle condizioni di poter ricevere aree oggetto di manutenzione da caricare sui loro bilanci, ed è una richiesta che mi sono fatta carico di portare al Ministero. Stessa cosa vale per i nuovi cavalcaferrovia che verranno realizzati. Cavalcaferrovia magari su viabilità comunale piuttosto che provinciale, poi la gestione di quel cavalcaferrovia non può essere affidata ai comuni per quanto riguarda le strade comunali, perché i comuni non sono nelle condizioni, non hanno neanche le competenze tecniche all'interno dei loro uffici per potersi occupare anche di questi controlli. Quindi sono due temi che verranno portati al Ministero per trovare una soluzione.